Ultima gara per il 2018 della città di Messina, una stagione, un anno solare coronato dalla promozione nell'attuale Serie D. La formazione giallorossa vuole chiudere al meglio per scongiurare definitivamente la zona playout, per avvicinare il più possibile e sognare in grande in queste festività la zona playoff. Amici di WeSport, dall'altra parte ci sarà il Castrovillari al Mimmorende, che dopo aver incappato in una sconfitta nel turno di recupero di mercoledì contro la CR Messina dovrà subito riscattarsi anch'essa per avvicinare il più possibile i primi posti in classifica. Il tecnico napoletano Giuseppe Furri si affida al suo 3-5-2, dall'altra parte invece mister Francesco Bruno, che sostituisce lo squalificato Sasammarra, si affida al 4-3-3 rossoneri. In avanti nei primi minuti Vona cerca la sventagliata sull'out destro, buona trama per il Castrovillari, cross dentro dove c'è Nin che deve girarsi in maniera difficoltosa, lo fa con il colpo di tacco, manda altro sopra la traversa, Lupi ancora pericolosi al minuto 8, calcio di punizione da parte di Puntoriere che manda la sfera alta sopra la traversa, Città di Messina pericolosi invece al minuto 10, Cangemi va a servire Ferraù, prova il tentativo con il destro, manda però il pallone in calcio d'angolo, una deviazione rossonera, ancora un break positivo del Città di Messina, triangolazione tra Cangemi e Galesio, doppia addirittura il numero 7 al limite dell'area, viene esteso così e allora ci sarà un calcio di punizione, buona chance per il Città di Messina, Ferraù e Berra sul punto di battuta, parte l'argentino Thomas Berra che sfiora l'incrocio, ottimo tentativo per i peloritani che poi devono difendersi stavolta da un tiro da fermo per il Castrovillari, pallone al limite dell'area, prova a girare Puntoriere, pallone facile tra le braccia di Paterniti e un buon Castrovillari all'out mancino qui con Canale, pallone dentro, Forgione con il colpo di testa, occasione più ghiotta fino a questo momento, Paterniti però non ha problemi, poi sbanda qui Thomas Berra, ancora Canale, ma Paterniti è fenomenale in uscita a negargli la gioia del vantaggio. Castrovillari pericolosissimo, sarà soltanto il preludio al gol. Il Città di Messina infatti si perde proprio al secondo minuto di recupero concesso al direttore di gara. Qui Ferraù perde il pallone, allora Lavrendi che può lanciarsi in campo aperto, è una situazione di 3 contro 3 tra Città di Messina e Castrovillari, ancora Lavrendi non lo ferma nessuno, pallone sull'out mancino per Canale, ancora Canale che va a scaricare verso Nin salta un avversario, spara il destro ed è il gol dell'1-0 del Castrovillari, in vantaggio i lupi rossoneri al 47esimo del primo tempo con una staffilata del proprio numero 9 che manderà le due squadre definitivamente negli spogliatoi, con il parziale che dunque è cambiato al Mimmorende. Castrovillari in vantaggio grazie al gol di Nin, pesa l'errore da parte del Città di Messina. In fase di impostazione si può ripartire con il secondo tempo, 3 cambi effettuati da mister Furnari con Calcagno, Silvestri e Crucitti che entrano sul terreno di gioco, ma ad attaccare e ancora il Castrovillari, qui potente la conclusione che viene scongiurata in corner ancora da un ottimo Sebastiano Paterniti che prova a limitare i danni per i suoi. C'è ancora Nin, pallone che viene messo nel corridoio, il tentativo da parte del Castrovillari ancora una volta fermato l'estremo difensore giallo-rosso, oggi chiamato agli straordinari dai suoi. Prova a uscire il Città di Messina, qui Cangemi interviene così Lavrendi, sarebbe il secondo giallo per questo intervento a centrocampo, non per il direttore di gara che lascia correre l'intervento del numero 8 Canale, prova a mettere il pallone dentro, la sfera arriva sul secondo palo dove può liberarsi e Nin non ha marcature il numero 9, mette il pallone dentro che arriva a Forgione che si gira e fa secco Paterniti, stavolta è 2-0 Castrovillari, meritato per la formazione di mister Marra che trova il gol a inizio ripresa, scatenato il Mimmorende al raddoppio dei rossoneri, continuano ad attaccare totalmente in balia il Città di Messina, cross sul secondo palo, continuano a spingere il Castrovillari, la conclusione viene deviata, la sfera arriva a Nin, ancora Nin con il destro, qui Paterniti riesce a sfiorare, a mettere sulla traversa il tiro che sarebbe valso il triplo vantaggio del Castrovillari, entra Dama al posto di Bellopede, questo il cambio di mister Furnari, ma ancora una volta il Castrovillari a lanciarsi in avanti con Cangemi a terra, Lavrendi riesce ad allargare sulla destra per un compagno che salta l'avversario, ancora Castrovillari, ancora Paterniti a dire di no ai rossoneri, prova a caricare i suoi quando si fa male Cangemi, costretto a uscire al suo posto Codagnone. Il copione però non cambia perché ancora il Castrovillari a provarci con Nin e guadagna il fondo, mette dentro per Puntoriere, pallone sul fondo, Città di Messina non riesce a reagire, ancora qui Puntoriere, pallone scaricato sull'out mancino per Canale, affrontato da un avversario, Canale prova il destro, cross
fondamentale per il numero 11, ma non arrivano deviazioni dei rossoneri. Ultima chance per il Castrovillari al minuto 80, pallone dentro per Canale che viene steso così. Per il direttore di gara ci sarà calcio di rigore sul punto di battuta. Puntoriere affronterà Sebastiano Paterniti e con una precisa conclusione di sinistro batte il portiere. Triplice fischio infatti di lì a poco vince il Castrovillari per 3-0. Un cordiale saluto e buone feste amici della Wii Sport e alla prossima.